Amiche e amici della Pallina Vulcanizzata, buonasera da Domenico Tomba in diretta dal Palalido di Valdagno, giornata numero 4 del campionato nazionale di A2 hockey pista, girone A. Sul parquet del Palalido arriva la settima forza del girone, il match di stasera è Y Sport Hockey Club Valdagno, Hockey Club Montecchio Precalcino. Stasera purtroppo è assente per commentare il suo Montecchio il maestro Obi-Wan Nicola Kenobi Maragnin. Che la forza sia con te Nicola nella tua trasferta a Correggio, ci vediamo presto. Le riprese sono di Roberto Bauce che cura anche la parte tecnica con la sapiente regia stasera in via del tutto eccezionale del maestro Flavio Zatera per la gestione dei replay. Il campionato di A2 girone A che vede appaiate in testa Hockey Braganza e BDL Minimotor Correggio con 7 punti in 3 partite, poi l'Hockey Tricino con 6, con 5 punti il Centro Palmer Scandiano e l'Hockey Seregno 2012 che ha una partita in più. Montecchio Precalcino ha 4 punti, 3 ne ha Valdagno, conquistati in trasferta a Modena, ma stasera compito proibitivo per la squadra di casa di mister Dario Rigo, deve rinunciare a schierare Francesco Crocco, assente per malanni di stagione, e ha di fronte un Montecchio che certamente persegue obiettivi diversi dai lanieri, con 3 argentini, 1 in panchina, e mister Martin Guinestar e 2 in pista. Il fratello del Ciupe Franco Giuliani stasera non in pista, anche lui per infortunio, e Nahuel Calvo, il talentuoso classe 2006. Y Sport Hockey Club Valdagno con Nicolò Valortigara miglior marcatore con 3 reti, mentre nel Montecchio Precalcino il bomber, anche lui con 3 reti, è Davide Zanini. Direttore di gara il signor Eugenio Sala di Correggio. È tutto pronto qui al Palalido, la pallina natalizia è pronta a danzare sul parquet. Conosciamo i protagonisti in campo partendo dagli ospiti della formazione di Montecchio Precalcino. Il 26 è Marco Zanfi, il 6 è Thomas Crovadore, il 7 è Pippo Tiella, l'8 Davide Zanini, il 9 Nicola Pozzo, il 12 Gianni Carraro, il 22 è Nahuel Calvo, il 44 il vice capitano Michele Dalla Valle, il 79 è Andrea Dalla Valle, il numero 1 è Carlo Sanson, l'allenatore Martin Guinestar. Risponde Valdagno con il numero 2 Mattia Antoniazzi, il 3 Nicola De Palo, il 4 è Marco Tombe, il 6 Alessio Busato, il 7 è Mattia Cocco, il 9 Nicolò Valortigara, l'11 è Pietro Cosari, il 12 è il vice capitano Alessandro Refosco, il capitano è Giulio Checchetto che è anche il portiere con il numero 15, l'altro portiere con il numero 22 Simone Zordan, l'allenatore mister Dario Rigo. Andiamo a vedere come sono schierate in campo intanto le due formazioni, andiamo in diretta qui dal Palalido di Valdagno. E Montecchio Precalcino con il 20 in tenuta bianco-verde, Valdagno stasera in tenuta blu. Valdagno che sta provando a ripartire, dicevamo Zanini, Nahuel Calvo, il 73 è Dalla Valle, Marco Zanfi a difendere la gabbia e poi con il numero 9 Nicola Pozzo a completare i 5 bianco-verdi. Risponde Valdagno con Checchetto tra i pali, Mattia Cocchi in possesso palli in questo momento, il numero 4 è Marco Tomba, poi sono Refosco e Crosara. Refosco che è in possesso pallini in questo momento, prova ad andare sulla balaustra, l'idea del cambio di lato dall'altra parte, c'è il tocco su Zanfi, ripartiranno i 45, ma la pallina è bianco-verde con Nahuel Calvo, siamo argentino classe 2006, è uno dei 3 argentini che può schierare Montecchio Precalcino. Un grandissimo in bocca al lupo naturalmente da parte mia in diretta per Franco Giuliani, che sarebbe poi il vero Ciupe. Adesso lì ci sono poi tutta una serie di aneddoti legati al fratello Giuliano Giuliani. Tanto Marco Tomba che prova ad andare di fronte al capitano, non lo passa, fa buona difesa Zanini, Davide Zanini classe 97. Tanto Pozzo, Pozzo. Scadono i 5, deve lasciare lì pallina per non incorrere nel fallo di squadra Andrea Dalla Valle, anche lui classe 2000. Diciamo formazioni in pista che perseguono certamente obiettivi differenti. La squadra di Guinestar è attrezzata per poter puntare alle zone alte della classifica, poi andremo a vedere, ci sono molte squadre lì a 4 punti, Valdagno appena dietro con 3. Intanto Zanini, Marco Tomba su di lui, prova a mettere pressione. Dall'altra parte Calvo fa fuori Cocco, va via bene Calvo. Appoggio retroporta Dalla Valle,
La intercetta Crocco, Crosara. Ancora Cocco. Marco Tomba a gestire il giù basso per Crosara, che poi restituisce pallina al numero 4. Valdagnese, reduce dalla trasferta di ieri con la 1 in quel di Giovinazzo. Qua in azione, prova ad andare sulla balaustra, lo ferma e fa ripartire con un attimo di esitazione l'idea per il numero 73. Crosara può metterla lì, Tomba non va. Trovata sul rovescio, non è riuscito a raddrizzare. E poi la risposta a palla alta, fischiata al tentativo del Valdagnese Refosco. Intanto Calvo sempre sul suo lato preferito lì lungo la balaustra a scendere giù in velocità. Nauel, primo anno per lui in quel di Montecchio Precalcino. Tanto Pozzo, ancora Calvo, numero elevato di palline gestito dall'argentino. Guarda che si muovono bene finora, abbiamo visto anche qualche bella idea, qualche bello schema, qualche scambio, partita appena cominciata. Tanto prova l'idea, il palo di Refosco sull'assist di... Attenzione adesso un potenziale 3 contro 2, ancora Zanfi a dire di no. Seconda opportunità consecutiva, tu per tu, Refosco contro Zanfi. Diciamo l'assist era stato di Crosara sull'idea per Refosco. Si è opposto prima il palo e poi il portiere Zanfi. Tanto Tomba che può ripartire ai 10. Crocia il passo, taglia il campo. Numero 4 Valdagnese, poi prova ad accelerare. Col fisico Zanini. A gestire il momento difensivo adesso dei biancoverdi. Diciamo la 2 è sicuramente un campionato che può... Eccolo qui, intanto ha cercato il numero e poi c'è la rete sul ribattino basso lì, sull'idea. Palla che resta lì, la mette Marco Tomba, tappina una mano. Andiamo a rivedere. Qui c'è questa idea di Cocco, palla che rimane lì, la mette sotto al 7 Marco Tomba. Dunque a 20-29 la sblocca Valdagno. Prova a ripartire adesso con Cocco, ancora Tomba, prova lì, sigilla bene il suo palo, stavolta Zanfi incolpevole. Nella circostanza precedente la palla è rimasta lì, si era trovata proprio sulla stecca il numero 4 Valdagnese. Zanfi era ancora in modalità transizione palo palo. Ancora Zanini, va giù lui. Break, ancora Marco Tomba, prova ad andare. C'è Calvo su di lui. Adesso è Crosara giù per Cocco. Si muovono bene in modalità difensiva i biancoverdi. Lasciano grandi opportunità. La rete è arrivata da una pallina vagante, un ribattino lì. Poi va giù Marco Tomba agganciato, stava ripartendo da solo. Andiamo a rivedere. Cartellino blu per Zanini. Pare si incaricherà anche del tiro il numero 4 Valdagnese. 19:30. Sono passati i primi 5 minuti e mezzo di questo primo tempo. Y-Sport Hockey Club Valdagno contro Hockey Club Montecchio Precalcino. Tomba contro Zanfi, tutto pronto. Può partire Marco Tomba, la finta, esce Zanfi. Gliela para lì con la zampata vincente Zanfi. E poi risposta di Dalla Valle che va a cercare la conclusione. Murato al momento del tiro il numero 73 bianco-verde. Naturalmente l'idea è di recuperare più tempo possibile. Dagno che può ripartire 4 contro 3. Adesso dovrà tessere la manovra offensiva classica nelle situazioni di superiorità numerica. L'errore di Crosara,
Poi il tentativo ancora di Cocco che va a lato della porta difesa da Zanfi. Murato, tentativo di tomba dal pattino di Nicola Pozzo. Pozzo Dalla Valle e Calvo, i tre che gestiscono questi 2 minuti di superiorità per il cartellino blu combinato a Zanini. Ancora Cocco, prova ad andare. Poi Refosco, la botta di Refosco. Pallina troppo alta, poi rimane nelle stecche, c'è il vantaggio, resta nelle stecche dei biancoverdi che possono gestire la ripartenza. Calvo in slalom, andare giù, Nahuel Calvo, siamo classe 2006, diciamo primo anno per lui qui a Montecchio. Riconquista palla a Valdagno, ancora Crocco, poi Marco Tomba, giù per ancora Cocco, c'è questo scambio. Vediamo chi si incaricherà del tentativo di conclusione. Il tocco su Zanfi, ancora Refosco, palla che resta lì, stoppata al momento del tiro, la conclusione valdagnese. Allora Pozzo la tiene lui, poi riparte testa bassa qui Nicola Pozzo, caparbia azione, lo ferma Crosara. Poi Marco Tomba, retroporta, controllo difettoso lì dietro alla porta per il numero 4 del Valdagno. Crosara, Refosco, si gira bene Refosco, altrettanto bene gli risponde Zanfi. Rientrato adesso il quarto giocatore di movimento per Montecchio Precalcino, che è il vice capitano, l'altro Dalla Valle, Michele. Quindi i due Dalla Valle dentro, Michele e Andrea. 44 per Michele, 73 per Andrea. Refosco, giù l'intercetto, si lotta qui sulla pallina. Calvo alla meglio, Refosco che prova a servire al centro, Cocco, riparte Pozzo per vie centrali. L'idea di Calvo per Dalla Valle, alla fine è Crosara. Dietro Crosara la botta di prima intenzione, però è alta sopra la traversa, la fischia. La fischia il direttore di gara, il correggese Eugenio Sala. Attenzione a questo controllo difettoso, stava creando qualche difficoltà. Nahuel Calvo, pallina riconquistata dalla formazione di casa che manovra con Marco Tomba. Si ferma retroporta il numero 4, buona guardia qui da parte di Michele Dalla Valle. Calvo controlla e riparte per vie centrali l'argentino. Pozzo proprio per Calvo, sta per al cancelletto Zanini, è pronto a rientrare, vediamo chi sostituirà. Indubbiamente formazione titolare del Montecchio, molto attrezzata anche dal punto di vista fisico. Dicevamo prima che gli obiettivi che perseguono le due società sono assolutamente differenti. Valdagno che punta a mantenere la categoria in A2, a far crescere il proprio vivaio. Eccolo qua, intanto c'è Nicolò Vanortigara che è il miglior realizzatore del Valdagno con 3 reti, assieme anche a Marco Tomba, adesso grazie al gol realizzato 5 minuti fa. Tanto Cocco, si ferma Cocco, l'idea dentro, capisce tutto Dalla Valle, fa ripartire Calvo. Dalla Valle intendiamo Michele, adesso forse li chiamo per nome, ci capiamo meglio. Intanto può ripartire Crosara per vie centrali. Crosara, prova lui, ma che numero! Pietrino Crosara, fa tutto lui,
si incunea nella difesa del Montecchio Precalcino, 14-21, fa 2-0. Andiamo a rivedere il gran gol qui di Pietro Crosara, che sfrutta la sua arma migliore, quella che gli riesce meglio, la velocità, il dribbling sullo stretto. E riesce, la tocca piano alle spalle di Zanfi. Andiamo a vedere anche i risultati delle altre partite che si stanno giocando in contemporanea. C'è un importantissimo derby in quel di Breganze, Breganze-Trissino, con Breganze avanti 1-0 e a Correggio Tiene è avanti 1-0 sul Correggio. Gli altri risultati del girone A, partite già giocate: a Mirandola Scandiano 5, Pico 0, mentre in quel di Seregno un importante pareggio tra Seregno e Modena, che hanno chiuso sull'1-1, col commento dell'amico Paolo Virdi. Ciao Paolo. Torniamo in diretta dal Palalido di Valdagno. Montecchio costretto per la seconda volta al dischetto di centrocampo. Partita che naturalmente è sostanzialmente appena cominciata. Dalla Valle dentro. Ripartenza Valdagno con Cocco. Scarico per Marco Tomba. Valdagno che continua a provare a tenere alti i ritmi, è riuscito a trovare la seconda rete con la velocità. Valortigara per Tomba. Cerca la conclusione, esce di mezzo metro il tentativo del numero 4. Poi Calvo è il più lesto di tutti a gestire il rimbalzo sulla sponda. Cocco. Già chiusa, sono già chiusi i difensori del Montecchio. Poi c'è il raddoppio, riconquista palla, Calvo va 1 contro 1. In qualche modo Valdagno che recupera, attenzione, ancora Dalla Valle. Michele Dalla Valle, riparte lui. C'è cartellino blu per Nicola Valortigara. C'è anche una stretta di mano tra i due, o quasi, un mezzo abbraccio tra i due, nessuno che protesta. Blu ineccepibile qui. E Capitan Zanini. Miglior marcatore contro reti finora del Montecchio Precalcino. Zanini contro Checchetto. Tutto pronto. Fischia Sala, a parte Zanini. Prova l'alza e schiaccia, riesce in qualche maniera Checchetto. Quindi adesso saranno 2 minuti, 4 contro 3 Montecchio, che ha l'opportunità di accorciare le distanze. Tentativo di Dalla Valle, stavolta di Andrea Dalla Valle. Calvo Zanini, naturalmente giro palla adesso per i biancoverdi a cercare il tocco buono, cercare di spostare i 3 difensori valdagnesi, Cocco, Crosara e Tomba. Giro palla, Calvo un po' il regista in questa situazione. Attenzione però, Crosara è più lesto di tutti, ruba pallina, va 1 contro 1. Qui Calvo riesce a recuperare all'ultimo. E ancora lui, Calvo recupera palla proprio su Crosara, che aveva tentato la sortita offensiva. Scorrono intanto i secondi e naturalmente continua il ragnatela di passaggi bianco-verde. Ancora Calvo, va dentro Zanini. Poi Crosara per Cocco che ha davanti Calvo. Cocco che naturalmente si ferma, raddoppio sistematico su di lui. Va via Cocco, retroporta, riesce a scaricare proprio per Crosara. Ancora Cocco, ma alla fine la sbroglia Calvo. È pronto al cancelletto Busato che aspetta il secondo buono.
Zanini rientra adesso Busato, quindi come è successo a Valdagno nemmeno Montecchio ha sfruttato la superiorità numerica, poi riesce a girarsi. Marco Tomba adesso in ripartenza, l'idea per Crosara, c'è il cambio fuori Crosara, ritorna Refosco sul parquet del Palalido. 10:50 da giocare, 0-0 i falli di squadra, questo la dice lunga su a che partita stiamo assistendo. C'è il primo fallo fischiato a Valdagno e c'è anche il cambio, esce Calvo. Entra con il numero 12 Gianni Carraro. Ancora Dalla Valle, basso lì a cercare il ribattino proprio di Carraro, sul tempo Refosco. Poi ancora Tomba e adesso anche Antoniazzi dentro per Cocco. Altro cambio di Valdagnese. Rimane sulla propria linea di centrocampo, poi tocca la sua prima pallina Antoniazzi, la botta di Antoniazzi, cercato l'angolino, fallo di squadra, secondo fallo fischiato a Valdagno, stoppato irregolarmente alla balaustra Capitan Davide Zanini. E quindi Michele Dalla Valle gli tocca palla e poi giù per numero 12, poi l'intercetto valdagnese, Busato per Tomba che prova ad andare via, Zanfi sul palo a sigillare la zona per possibile incursione valdagnese. Ancora Busato, anche lui dotato di un'ottima accelerazione. Intanto incrocia il passo, cambia lato, Marco Tomba prova da questa parte, deve lanciarsi sul tentativo proprio di Tomba. Zanfi non commette fallo naturalmente il portiere e lascia la possibilità di ripartire al Valdagno. Refosco la smanaccia lì, poi alla fine sta salendo un po' il ritmo e naturalmente anche la difficoltà per il cronista a raccontarvi in tempo reale tutto quello che sta succedendo in pista. Scambio Dalla Valle da Andrea Michele, anzi il contrario, scusate. Tanto Zanini, Davide Zanini lì al centro, prova a girarsi Carraro. Alla classe 2005. Valdagno adesso sulla linea di centrocampo, quasi un giro 3 di marozziniana memoria. Refosco, poi Tomba la finta, fa saltare Dalla Valle ma poi deve rinunciare al tiro perché si chiude bene qui la difesa. Adesso un po' di bagarre lì retroporta, tutto regolare, si continua a giocare, si continua a scorrere il tempo, 8 minuti alla fine. Dalla Valle, tentativo di servire, Andrea cercava di servire Michele, sempre lui in azione, il numero 73. Poi Refosco, come ancora Refosco, c'è il tocco, Refosco prova a venire via con calma. Andrea Dalla Valle, 73 bianco-verde per Michele, ancora Andrea, scambiano i due, poi prova ad accentrarsi, un'accompagnata a cercare di sorprendere Checchetto. Sono sempre palline estremamente pericolose, fa bene a giocarle Montecchio, era buona l'idea, ha visto partire il tiro Checchetto, è riuscito a sventare la minaccia. Ancora Busato per vie centrali, scarico su Refosco, prova la sua mattonella, Refosco gli risponde ancora Marco Zanfi, ben piazzato qui.
E ancora Zanini, cartellino blu. Non ha dubbi Sala, adesso bravo uno scontro, ma è evidente la mimica del direttore di gara. Time out Valdagno, esce Marco Tomba, dentro Crosara. Mentre lascia Carraro, Calvo e Andrea Dalla Valle a gestire la superiorità. Martin Guinestar intanto in quel di Breganze Trissino ha pareggiato 1-1 e a Correggio il pareggio della squadra di casa 1-1 anche lì, perciò assoluta parità dagli altri campi dove si sta giocando in contemporanea le altre partite del girone A della Serie A2. Nel girone B Matera Follonica 6-2, Castiglione Viareggio 8-2, Sarzana Prato 9-7 e in quel di Viareggio Pumas 1, Camaiore 3. Antoniazzi, vediamo che soluzione sceglie contro Marco Zanfi. Tutto pronto, può fischiare Sala, la finta di Antoniazzi, poi la pallina alta, non trova lo specchio della porta l'attaccante valdagnese. Intanto Calvo per Dalla Valle, adesso ce n'è uno solo quindi non mi sbaglio. Calvo, attenzione, il break del 22, la botta di Calvo, palla 2, la fischia Sala. Dunque 6:30 da giocare, nulla di fatto. Ancora arrebante adesso questo 4 contro 3, ma sta tenendo molto bene pallina qui Montecchio con Carraro. Aggressivi i giocatori i biancoverdi in questa circostanza e fanno bene perché tengono alta la palla lontano dalla propria porta e fanno scorrere i secondi. Adesso devono mettersi classico triangolo difensivo. Refosco prova, tentato Busato di sorprendere Zanfi che però stoppa bene, palla tra guantone e palo, nessun pericolo per la porta biancoverde. Tanto Calvo, sempre lui molto attivo, questo classe 2005, scusate 2006, biancoverde, argentino. Ancora Calvo, Dalla Valle, giù basso, raddoppio su Calvo. Recupera palla Valdagno con Crosara che però è da solo, deve fermarsi, attende il piazzamento dei compagni, si piazza naturalmente anche la difesa del Montecchio. Busato, Antoniazzi, ancora Busato, Refosco aveva un'opportunità, non riesce il tentativo di Crosara. Rasoiata bassa con la stecca senza problemi qui Zanfi. Intanto è entrato il numero 6 che questa sera è Thomas Crovadore, non Franco Giuliani, ma la maglietta è quella. La botta di Crovadore, gran pallina a cercare il 7 dall'altra parte. E qui grande assist dentro Refosco per scusate il contrario, è Crosara per Refosco, palla che arriva col contagiri e la può mettere nel 7 dall'altra parte. Valdagno che fa 3-0.
Ecco qua, cambia lato completamente, trova Zanfi, naturalmente si stava spostando ancora, riesce a cambiare lato. Crovadore, la botta stavolta è di Dalla Valle, l'idea, l'assist era di Crovadore. Intanto Antoniazzi lotta con Calvo, guadagna a manovrare. 3:45 alla fine di questo bel primo tempo. Va a battere direttamente Zanfi per far riprendere l'azione. Cronometro che continua a scorrere, pallina che gironzola dalle parti della metacampo valdagnese. Gianni Carraro cercare in percussione soluzioni offensive. Re Fosco, autore della terza rete. Ancora Crosara, adesso cambia lato, Re Fosco prova ad accentrarsi, si chiude bene qui Thomas Crovadore, adesso avanti lì al tentativo di assist da parte di Crosara, che deve darla giù verso Antoniazzi in balaustra. Fallo di squadra e il secondo fallo fischiato a Montecchio. Provato la conclusione Busato. Scadono i 45, palla che torna nelle stecche biancoverdi con Dalla Valle che incrocia il passo, supera la metà campo, va giù. Attenzione Dalla Valle, grande idea dentro. L'idea dentro per Calvo. Andiamo a rivedere. Dopo il gol di Nahuel Calvo. 2:21. Poi Re Fosco lo scarico. Qui bisogna ripartire dal punto di angolino basso e quindi Zanfi per Dalla Valle. Poi Calvo, l'autore della rete del Montecchio. Ancora Calvo, la botta alta. Palla che sarà valdagnese con Antoniazzi. Poi Dalla Valle. Potenziale 2 contro 2, Calvo dentro. Può ripartire Valdagno con Re Fosco. E ancora Gianni Carraro, allora giù per Thomas Crovadore. Poi Dalla Valle. Ancora Calvo per vie centrali, scarica per Crovadore che riparte dalla sua tre quarti da ultimo uomo, la rischia un po' qui, perde pallina. Allora Re Fosco cambia passo, prova per Crosara. Poi va giù Antoniazzi. Continua a giocare. Vediamo se Calvo riesce a lanciare il contropiede. Gran palla dentro di Calvo per Crovadore.
Si distende Checchetto, ma insiste il Montecchio con sempre Calvo. Assistita azione, ancora l'idea dentro proprio per la conclusione dell'argentino. Dalla Valle adesso c'è un 2 contro 1 Valdagno. Crosara qui non trova l'incrocio, tentato la soluzione di prima al volo. Ultimi 28 secondi da giocare in questo bel primo tempo. Valdagno 3, Montecchio 1. Potrà andare all'ultimo tiro il Montecchio. Vediamo la soluzione di Dalla Valle. Ancora Carraro, Calvo. Scadono i 5. 9 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Vediamo se ci sarà il tempo di una conclusione. Palla nelle stecche del Valdagno con Refosco. Poi Crosara guarda il tempo, prova a metterla lì. Tapin di Antoniazzi, ma fa buona guardia Zanfi. Finisce il primo tempo. Waysport Hockey Club Valdagno 3, Montecchio Precalcino 1. Rimanete con noi, ci sentiamo tra una decina di minuti per questa partita della quarta giornata della A2 Girone A.
Ben ricollegati in diretta con il Paralido di Valdagno, ancora buona domenica sera da Domenico Tomba. Primo tempo Y Sport Club Valdagno 3, Montecchio Hockey Club Montecchio Precalcino 1. Andiamo a rivedere come ripartono le due formazioni. Per Montecchio Precalcino, Zanfi tra i pali, dalla Valle Nicola Pozzo, Filippo Tiella e Nawal Calvo. Valdagno che risponde con Checchetto tra i pali, Cocco, Refosco, Vallortigara e Marco Tomba. Qua Refosco intanto andiamo in diretta con possesso Valdagno, questi primissimi secondi del secondo tempo. Ora Tomba prova a girarsi, mezzo a due, poi perde palla, la recupera Calvo. Ancora Montecchio con Dalla Valle, giù per Calvo, c'è spazio per lui, il tentativo fermato da Checchetto in uscita, anticipa bene l'estremo difensore valdagnese. Attenzione, intanto un imperfetto controllo da parte di Tomba, stava per combinare un pasticciaccio brutto lì, rimedia Refosco, attaccato da Dalla Valle. Visto che c'è solo lui, parliamo naturalmente del numero 73 che è Andrea Dalla Valle. Marco Tomba prova ad andare via su Calvo e poi Zanfi all'ultimo col guantone a opporsi alla pallina. Sta finendo alle spalle dell'estremo difensore bianco-verde. Tanto Calvo può ripartire uno contro uno e da solo. Dalla Valle preciso, poi l'ultimo passaggio, smanaccia via con la stecca Checchetto ad evitare sorprese peggiori. Ancora Dalla Valle con l'aiuto della sponda, che però non è amica, e allora Valdagno per Vallortigara, stoppato proprio da Calvo all'ultimo, che poi recupera palla e fa ripartire Montecchio. Sono stati buoni i ritmi nel primo tempo, sembra che anche in questo secondo le formazioni stiano atleticamente gestendo bene. Adesso pallina alta, non riesce il controllo a Nicola Pozzo. Dalla Valle, poi ancora Calvo, autore della rete bianco-verde sul finire del primo tempo. Pallina che si impenna e si imbuca lì nelle protezioni alle spalle di Checchetto. Estremo difensore valdagnese Giulio Checchetto, classe 2004. Tanto Tiella, ancora Calvo, Pozzo gestisce palline in questa fase di gioco. Si libera alla conclusione, bomba di Nawal Calvo, gran pallina lì. Poi Marco Tomba che fa ripartire Valdagno. Attenzione, Cocco, ora Tomba da ultimo uomo con l'aiuto di Refosco, incrocia il passo, va dall'altra parte, prova a cambiare lato e poi è Dalla Valle circondato da maglie blu, appoggio indietro impreciso verso Calvo. Scadono i 5. Palla fuori, Valdagno che ripartirà, è un po' angolo basso alla destra della porta difesa da Marco Zanfi. Tomba pallina bassa lì, cercare il tap-in, Vallortigara, Calvo su di lui, gli sradica la pallina dal bastone l'argentino. Poi testa bassa, va a ripartire il raddoppio Cocco Tomba per fermare Calvo. Refosco dall'altra parte, l'idea per Vallortigara, Dalla Valle cerca il numero, andiamo a rivedere azione lì sul lato destro della porta difesa da Checchetto.
Intanto si rialza Andrea Dalla Valle, il numero 73. Valortigara dall'altra parte con Tiella, ci prova, chiude bene Zanfi il suo palo. Poi sulla ribattuta ancora Cocco, gestisce palla Marco Tomba, la finta, poi prova ad andare via Tomba, trattenuto. Al momento di liberarsi stava involando da solo verso Zanfi. Corretto gestire un fallo di squadra, partita che comunque rimane sostanzialmente assolutamente corretta. 4 falli per Montecchio, 3 per Valdagno dopo un intero tempo giocato. Quindi. Ancora Valortigara, proprio Marco Tomba, vie centrali, l'assist per Re Fosco, il tap-in vincente, spizzata lì del numero 12 valdagnese. 20-22, quarta rete per la formazione di Dario Rigo, doppietta per Re Fosco. Ancora attenzione intanto Dalla Valle, siamo già ritornati in diretta, perché naturalmente se qualcuno pensa che la partita si possa incanalare in un verso o nell'altro, mancano 20 lunghissimi minuti. Tiella in possesso adesso, Montecchio a girare pallina, Calvo, Pozzo giù basso, ancora Tiella, può provare, la gestisce, la manda sull'angolino Re Fosco, poi l'aiuto verso Cocco, non riesce, l'assist, la sponda non è amica del giocatore valdagnese. Nahuel Calvo fa tutto lui, prova anche la conclusione Calvo. Re Fosco adesso che accelera, solo il supporto di Valortigara, stoppata la conclusione, il tentativo di conclusione valdagnese. Marco Tomba che aspetta di ripartire, poi prova ad accelerare per vie centrali, Tomba dentro, miracolo di Zanfi, che parata qui per Marco Zanfi, vale la rete. I portieri raramente fanno gol, quindi questa situazione sicuramente Marco Zanfi ha fatto vedere di che pasta è fatto, distende la manona, stoppa la, sembrava fatta per Valdagno. Adesso naturalmente è aumentata la pressione del Montecchio, perché va 1 contro 1 Marco Tomba su Tiella, la bomba, l'altra rispostona proprio di Zanfi sugli scudi negli ultimi minuti, il portiere bianco-verde. L'idea per Cocco, parte di Tomba che non va, ancora Cocco, fermato in 2 tempi, Dalla Valle. Dalla Valle Calvo, intanto c'è Capitan Zanini al cancelletto, vediamo che cambio sceglierà Ginestar, che sta catechizzando il suo capitano. Marco Tomba ancora per Re Fosco, prova ad andare via Re Fosco, e ci riesce su Calvo, poi l'idea a chiamare fuori. Marco Tomba adesso con calma, la finta di Tomba, mette al centro, non aggancia Calvo, poteva venirne fuori un 2 contro 1 letale per la formazione di casa. Per buona sorte valdagnese non aggancia Calvo. Cocco, Tomba, Valortigara caparbiamente su Tiella, ancora Valortigara tiene palla, scarico per Marco Tomba, attenzione, prova a girarsi, Valortigara non riesce, Tiella ma impreciso l'assist verso Dalla Valle, che poi deve scaricare per evitare il fallo dei 5. Fuori Tiella, dentro Davide Zanini, il bomber della formazione bianco-verde. Valdagno intanto con Tomba nella propria tre quarti, prova ad accelerare, scambia dall'altro lato con Re Fosco.
che restituisce pallina. Fosco che prova la conclusione, palla che resta lì, Cocco la rischia un po', poi Marco Tomba per vie centrali, la botta di Marco Tomba, l'intercetto col pattino di Calvo, ancora Calvo, e qui si supera Checchetto, stavolta era andato a colpo sicuro Calvo sull'angolino lontano. Siamo già dall'altra parte, Crosara che dà il cambio a Cocco nelle file valdagnesi, ancora Fosco, proprio Crosara, l'intercetto di Calvo, prova a girarsi, c'è il raddoppio, poi si complica la vita qui Tomba, la riconquista Nahuel Calvo. Nicola Pozzo, Capitan Zanini, ancora Calvo dalla valle, poi la conclusione di Pozzo finisce sulla parte posteriore della rete, quindi sarà palla a 2. Crosara per De Palo, attenzione ancora Crosara, Zanfi a dire di no a questo tentativo di contropiede. Qui adesso la volée ad evitare il tocco di Dalla Valle. Dentro Nicola De Palo con il numero 3, ex scuola roller, il bassanese in forza alla 2 del Valdagno in questa stagione. È stato anche under 17 sempre con la formazione valdagnese. Valdagno che manovra adesso, Refosco per Marco Tomba, prova ad accelerare Tomba, la botta di Tomba, si oppone Pozzo al tentativo, la botta di Marco Tomba che poi la mette a cercare Refosco, non lo trova, può ripartire Pozzo. C'è fallo di squadra fischiato a Valdagno, quarto fallo, pareggia il conto dei falli la formazione di casa. 4-4 la situazione falli, 4-1 la situazione gol a vantaggio della bianco-azzurri, stasera in tenuta azzurra ad inserti bianchi. Ora Pozzo adesso a manovrare sull'angolino, buona l'idea dentro, un numero di Zanini che fa vedere che non è il miglior marcatore per nulla. Adesso Nicola De Palo sul passaggio di Tomba, c'è naturalmente un Montecchio ora molto arrembante, 13:41 da giocare. Nahuel Calvo, la ripartenza Marco Tomba per vie centrali, prova a metterla lì per De Palo, non c'è l'aggancio perché fa buona guardia Nicola Pozzo sull'attaccante valdagnese, stava cercando di ribadire in rete. Ancora De Palo, Refosco scambia con Marco Tomba, abbraccia con Serte, Rigo con calma dirige i suoi, palla alta, fischiata al numero 4 e quindi si ripartirà con la pallina nelle stecche bianco-verdi del Montecchio. L'idea di Zanini per il nuovo entrato Michele Dalla Valle, numero 44. Di Dalla Valle in questo momento in campo c'è solo lui. Nicola De Palo adesso a scambiare proprio con Marco Tomba che gli restituisce pallina. Calvo che lotta corpo a corpo qui. È stato fallo alla formazione valdagnese. Calvo per vie centrali, gran parata qui adesso col gomito di Giulio Checchetto, qui l'aveva messa benissimo, slalom stile Crosara nel primo tempo per Nahuel Calvo.
Allora Valdagno, Tomba che fa ripartire Refosco, potenziale 3 contro 2, un po' troppo larga questa palla per il numero 4 Valdagnese, che poi gestisce ancora pallina. C'è Crosara con Dalla Valle su Marco Tomba, poi De Palo prova ad andare lui, deve fermarsi, girare retroporta, cerca Lazio Schiaccia, lo trova anche il muro Zanfi. L'ho definito prima un portiere estremamente solido, adesso al di là di quello che è l'attuale risultato non è sicuramente, non ha grandi responsabilità sulle marcature, da quello che abbiamo visto e potuto valutare finora. Tanto Cocco per Crosara, ancora Cocco, c'è il cambio per Nicola De Palo, per De Palo, allora Calvo per vie centrali, Zanini, e c'è il gol di Nahuel Calvo sull'assist di Zanini, gran numero qui dell'argentino, dunque ne mette un altro. E pareggia il conto con Davide Zanini nel numero di realizzazioni. Torniamo naturalmente in diretta. Tanto Dalla Valle può ripartire per vie centrali, largo per Pozzo. È la grande pressione del Montecchio Precalcino in questa seconda parte del secondo tempo, ha dato i suoi frutti con la rete del 4-2. Ancora Zanini a gestire. Diciamo è anche frutto secondo me del grande fisicità della formazione di Ginestar rispetto ai chili e centimetri che può schierare in campo Dario Rigo. Ancora Zanini, la botta di Zanini, Siluro a incrociare, non trova il bersaglio buono. Può ripartire, ricominciare a tessere la manovra offensiva Dalla Valle. Riesce sporca la pallina, ma poi era diventato quasi un assist. L'idea di Cocco per De Palo. Time out Dario Rigo. Time out Valdagno che deve riprendere un po' le fila dopo la rete subita. Andiamo a vedere gli altri risultati della A2. A Berganze 5, Trissino 1. In quel di Correggio, gran 2-2 tra Correggio e Tiene. Anche gli altri risultati della Serie A. Al Pala dal Lago, Novara 2, Trissino 3. A Bassano e Sandrigo sul 2-2. Anzi scusate, è passato in vantaggio il Sandrigo per 3-2. A Montebello Sarzana 4, Montebello 0, questa è importantissima sfida nelle parti basse della classifica. Sarzana si sta imponendo per 4-0, la formazione del presidente Corona. Torniamo in diretta qui dal Paladio di Valdagno, Y Sport, qui che è Valdagno 4, Montecchio Precalcino 2, partita vibrante che adesso sta anche salendo di tono e di ritmo, perché c'è Montecchio lanciato naturalmente alla controffensiva. Zanini fa tutto lui, poi c'è il vantaggio 2 contro 1, l'idea di Cocco, scusate, di De Palo.
Tanto esce Cocco, c'era stato lo scontro prima, naturalmente ha lasciato correre Sala per il vantaggio, ma se Cozzi contro Dalla Valle lì, fisico decisamente differente. Tanto Crosara per De Palo, Marco Tomba rientrato in pista, giù per Alessio Busato. Tanto può ripartire ancora Montecchio per Calcino, incrocia il passo Gianni Carraro, la mette lì Zanini. Crosara, Marco Tomba per vie centrali, troppo largo l'assist per Crosara. La prova ancora Tomba, adesso su Zanini, il capitano lotta lì alla meglio Montecchio che tiene palla con Dalla Valle. Andrea Dalla Valle, poi c'è anche Michele adesso dentro. Marco Tomba, ancora lui, poi c'è Crosara giù, De Palo, ancora Crosara. Valdagno che sta cercando di rallentare un po' i ritmi per riuscire ad avere un po' di birra per la parte finale, mentre è tutto l'interesse del Montecchio giocare a tutta velocità. Attenzione, c'è un contropiede, 2 contro 1. L'idea per Gianni Carraro, fermato all'ultimo. Qui poteva essere letale anche questo contropiede. Tanto Crosara, Tomba, supera la metà campo il giovane Jedi Valdagnese. Gioca un po' da ultimo uomo adesso, lo scambio con Nicola De Palo, arretra lui. Crosara, attenzione. L'idea, ha cercato l'alze schiaccia lì Crosara. Tanto ancora Tomba dietro, prova ad incrociare il passo giù in balaustra per Nicola De Palo, largo ancora per Re Fosco, scusate Crosara, ancora Tomba, Re Fosco in panchina. Dalla Valle recupera palla, Capitan Zanini, idea ancora vicinissimo al 4-3 il Montecchio Precalcino con Capitan Zanini. Poi attenzione Dalla Valle, preferisce uno scarico, si era chiusa lì l'opportunità di tiro. Michele Dalla Valle, il 44. Tentativo di raddoppio su Zanini. Ancora il capitano biancoverde, testa alta, guarda i suoi, l'idea dentro, Tomba con l'aiuto della sponda, De Palo, Busato, ancora Tomba, può ripartire Valdagno. La deviazione di Dalla Valle. Pallina che esce, sarà Valdagnese alla ripartenza. Time out Montecchio Precalcino quando mancano 5 minuti e 53 secondi alla fine di questo incontro. È la quarta giornata del girone A del campionato nazionale di A2. Situazione falli, 6 su Valdagno, 4 sulle spalle di Montecchio, ma sull'andamento della partita, soprattutto nel primo tempo, partita finora che è rimasta su binari di assoluta concretezza e correttezza, molto maschia come gioco, ma non abbiamo visto, per buona sorte dell'immagine sportiva delle due formazioni, cose particolarmente difficili a volte da commentare.
Gli altri campi della A2, Breganze 6, Trissino 2 e a Correggio, attenzione perché tiene 4, Correggio 2, questo è un risultato estremamente importante per la formazione tienese, che deve recuperare, anche se ha praticamente 2 partite in meno. La classifica del girone A vede in testa il Breganze assieme al Correggio con 7 punti, poi il Trissino con 6, Scandiano e Seregno con 5, poi 3 formazioni a 4 punti, Modena, Montecchio per Calcino e Roller Bassano, 3 punti per Valdagno, 1 per Tiene, 0 per Mirandola che ha anche 4 partite giocate. Torniamo in diretta, adesso c'è pressione, massima pressione naturalmente da parte degli ospiti, si va 1 contro 1 in maniera sistematica, soprattutto in fase difensiva per mettere massima pressione al portatore di palla avversario. Colpisce a terra Calvo, quindi palla che sarà valdagnese. Dalla Valle Calvo con Crosara e Tomba per uscire dalla propria metà campo. Refosco che la recupera, scambia dall'altra parte proprio con Crosara che è pronto a ricevere. Calvo lotta lì, poi la palla e c'è il settimo fallo per Valdagno. Zanini, pallina che taglia tutta l'area del Valdagno ma non trova la deviazione vincente, qualche maglia bianco-verde. Calvo ancora lui, stavolta è Busato, fa ripartire Refosco, torna sui suoi passi. Vediamo un po', tutto fermo. Sarà palla bianco-verde, quindi Zanini basso sul lato sinistro della porta difesa Checchetto, lo scambio con Dalla Valle che va retroporta. Se c'è il raddoppio valdagnese a cercare il recupero, riesce a ripartire Crosara, attenzione, ancora Crosara braccato naturalmente dalle maglie bianco-verdi. Refosco che può appoggiarla lì, il più veloce di tutti è Dalla Valle, ancora Calvo, Zanini, il capitano prova a girarsi, sono 3 contro 1, vediamo un po', sembrava a botta sicura qui la conclusione di... Eccolo lì invece! L'uscita retroporta, l'idea di Busato per Refosco che gira al volo. Gran partita stasera di Refosco. (3:49 da giocare), così è l'hockey nel momento di massima pressione Montecchio. Valdagno trova il gol del 5-2. Ancora con Refosco. Dalla Valle per Zanini, il capitano, la botta di Zanini sfiora il 7 della porta di Checchetto. Intanto ancora Refosco, Cocco tomba, prova per vie centrali, poi si ferma, c'è il cambio, rientra Antoniazzi. Antoniazzi si trova la pallina lì, gli scorre lungo i pattini. Palla a 2 ma vantaggio Montecchio. Nahuel Calvo, che ha un numero di palline giocate da questo 2006 e anche 2 reti realizzate per lui. Poi vedremo se riusciremo ad averlo ai nostri microfoni.
Ancora Calvo. Vediamo intanto Marco Tomba, lo ferma proprio Calvo. Ancora Marco Tomba a gestire pallina, è successo un po' di tutto lì, batti e ribatti davanti alla porta di Checchetto. Ancora Antoniazzi per Marco Tomba a gestire. Cocco, 18 secondi per andare al tiro per la formazione di Dario Rigo. Lo scarico di Cocco proprio per Tomba, la finta di Marco Tomba, poi la palla giù quando stanno scadendo i 45, può ripartire Montecchio, sempre con Calvo. Attenzione, poi c'è l'errore, l'assist di Zanfi per Zanini, ruba palla Refosco, non pago qui di questa, si lotta alla balaustra. Cocco la riesce a recuperare, gestisce per Antoniazzi, più veloce di tutti però è Dalla Valle, Andrea Dalla Valle. E c'è il fallo di Antoniazzi, sarà cartellino blu, il fallo su Andrea Dalla Valle. Che si incarica anche di andare alla conclusione, questa punizione di prima, a 1:23. Dunque Dalla Valle contro Checchetto. La finta di Dalla Valle, poi parte Checchetto, la palla è Valdagnese. È sfuggita un attimo nel controllo la pallina, sfortunato nella circostanza Andrea Dalla Valle, è riuscito a opporsi con la pettorina Giulio Checchetto, che si prende la pacca sulla spalla del suo preparatore. Per chi non l'avesse riconosciuto, è il signore appoggiato alla balaustra, è Massimo Cunegatti. Il Cune. Dagli altri campi Breganze sempre 6-2, anzi 6-3. Il Trissino ha accorciato, ma ormai siamo anche lì agli sgoccioli di partita. Tiene avanti 4-2 a Correggio. Adesso Valdagno avrà 1 minuto e 16 di inferiorità numerica da gestire prima della fine della partita. E a Correggio non è finita, perché Correggio ha messo la terza rete, quindi tiene 4, Correggio 3. La palla naturalmente va via. Zanini cerca l'alza e schiaccia, doppio tentativo del Montecchio Precalcino. Comincia l'ultimo giro di lancette canonico. Nicola Pozzo in possesso per Calvo, l'autore della doppietta. Poi Dalla Valle prova Marco Tomba, prova a uscire in velocità, si passa la metà campo, poi si ferma, l'appoggio per Refosco. Ultimi 30 secondi, Refosco prova ad andare, attenzione Refosco, Zanfi. Dalla Valle fa ripartire Nicola Pozzo, ancora Dalla Valle. Vediamo se va all'ultima conclusione Montecchio. Dalla Valle ci prova Zanini, non va. Ultimi secondi, stoppato qui. Finisce la partita
Termina qui questo Y Sport Hockey Club Valdagno, Hockey Club Montecchio Precalcino. Valdagno la spunta 5-2, 3-1 nel primo tempo, le reti di Tomba, Crosara e Refosco. A 2:21 dalla fine il gol di Calvo. Nel secondo tempo Refosco per il 4-1, Calvo per il 4-2 e l'ultimo sigillo ancora lui, RR Fosco, per il punteggio definitivo 5-2. Grazie alle riprese di Roberto Bauce e al maestro Zatera per aver gestito assieme a me questo incontro. Ribadiamo il risultato: Valdagno batte Montecchio 5-2. Naturalmente gli auguri di buone feste, buon anno, buon tutto a tutti coloro che ci seguono. Un saluto particolare da Valdagno per l'assessore Lucizia Tagliapietra del comune di Montecchio Precalcino e grazie per il sostegno al nostro movimento hockeyistico. Buone feste, buona serata, buona fine domenica da Domenico Tomba. A risentirci nel 2025. Grazie, a presto.